vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno del nostro menu principale per iniziare finalmente il nostro grande campionato all'interno della prima gara, ovvero Melbourne in Australia. Allora, vediamo un po', intanto prima di gettarci direttamente all'interno della nostra sezione dei box per vedere un po' la posizione in qualifica e soprattutto per quanto riguarda l'assetto stilato nelle ultime settimane, vedremo un po' qualche caratteristica in più sul nostro circuito di Albert Park in Australia. Eccoci al giro di prova al circuito dell'Albert Park a Melbourne, Australia. Affronta la penultima curva e concentrati sull'ultima curva usando il KERS appena puoi. Percorri il rettilineo verso la prima curva a una velocità di circa 280 km/h. A sinistra c'è il cartello dei 100 metri. Frena e scala in terza. Muovi un po' la vettura e non salire troppo sul cordolo interno in uscita. Usa di nuovo il KERS mentre ti avvicini alla terza curva. Qui c'è molto spazio per sorpassare, tienilo a mente durante la corsa. La terza passa alla seconda per affrontare il punto di corda di questa curva, quindi sali di nuovo con le marce, terza e poi quarta in uscita. Evita il cordolo, mantieni la massima velocità in prossimità della quinta curva e supera le barriere. Qui sei a circa 260 km/h, quindi frena in linea retta sotto gli alberi e fai attenzione alla loro ombra che potrebbe trarti in inganno. Non prendere troppo il cordolo in uscita della sesta curva perché si snoda fino alla nona. Frena al cartello dei 100 metri, balza dentro la curva e scala in seconda. Non perdere il controllo del retrotreno perché sei molto vicino al muretto in uscita verso l'11ª curva. Ora sali con le marce, raggiungi 290 km/h circa. Avvicinati al muretto, sposta la vettura a sinistra e limita la velocità per allargarti a destra ed effettuare un'uscita pulita verso la 13ª curva. Qui c'è un altro potenziale punto di sorpasso. Scala dalla settima marcia alla terza. Non salire troppo sul cordolo in uscita per non perdere trazione e raddrizza il più possibile la vettura prima di affrontare la 14ª curva, l'ultima veloce del tracciato. Alla 15ª curva fai attenzione a non bloccare la ruota anteriore sinistra, raddrizza di nuovo la vettura prima dell'uscita ed entra nell'ultima curva. Attiva ancora il KERS e lanciati nuovamente verso il traguardo. Ed eccoci finalmente all'interno del nostro, come dire, primo circuito, la nostra prima sfida, il Gran Premio d'Australia, ovviamente un circuito molto irregolare, avremo 15 giri all'interno dei quali ci affronteremo con i più grandi piloti in Formula 1 presenti. Pastor Maldonado ovviamente ricoprirà la prima guida, poiché ci ritroviamo ancora come pilota esordiente, quindi nei prossimi Gran Premi vedremo un po' di migliorare la nostra prestazione. E per quanto riguarda quindi questo Gran Premio, adesso vedremo un po' di gettarci direttamente all'interno della nostra gara per capire più o meno quello che riusciremo a fare. Però prima di gettarci immediatamente nei nostri box Williams, volevo appunto seguire il consiglio di qualcuno di voi, visto che appunto non conosciamo come si è evoluto Formula 1 2013 all'interno ovviamente della sezione dell'intelligenza artificiale. Io direi per adesso, invece di utilizzare la nostra difficoltà di gara ovviamente al massimo delle possibilità, ovviamente come dire leggenda, io direi di utilizzare per adesso la modalità esperto, perché con la modalità esperto ovviamente avremo molte più possibilità di effettuare sorpassi, magari di alimentare più la gara, evitando quindi di perdere i piloti davanti a noi di circa 6, 7, 8, 10 secondi, perché come ben sapete è davvero abbastanza difficile quindi guidare nello stesso tempo, reggere una grande telecronaca. Quindi, come dire, cercheremo di mantenere questo livello di difficoltà esperto per magari le diverse gare che ovviamente si proporranno davanti a noi. Se vediamo che ovviamente è molto semplice, ritorneremo alla modalità leggenda. Quindi basiamoci per adesso sulla modalità esperto per mettere un po' più di pepe alle nostre gare. Detto questo, gettiamoci immediatamente nelle fauci del leone all'interno del nostro circuito di Albert Park in Australia. Eccoci finalmente all'interno dei nostri cari box Williams. Come potete vedere, i nostri meccanici sempre pronti alla nostra sinistra e alla nostra destra. Qualche pelatone ha perso i capelli, come il nostro caro amico alla nostra sinistra, qualcuno è ringiovanito, comunque il nostro Maldonado sempre alla nostra destra. Date un'occhiata, vi faccio appunto intuire la nostra posizione in classifica dal risultato che abbiamo avuto appunto nei confronti del nostro compagno di squadra, la Williams, in precisione
posizione Van Helgen è riuscito a ottenere il primo successo appunto nei riguardi di Pastor Maldonado, quindi ottenendo un posto migliore in qualifica, proprio perché partiamo dall'8ª posizione, Pastor Maldonado si ritrova nelle ultime file, quindi al 14° posto. Allora siamo riusciti ad affrontare anche la Q3 e soprattutto a ottenere un tempo migliore nei riguardi di Paul Di Resta e di Sutil. Vettel parte dalla prima posizione seguito da Nico Rosberg, quindi il duetto di tedeschi seguiti da Fernando Alonso, ovviamente con la sua cara e amata Ferrari, e ovviamente i piloti che potete vedere appunto a destra all'interno della classifica stessa. Avremo una temperatura atmosferica di 28 gradi centigradi, l'asfalto sarà circa 34-35 gradi e sicuramente sarà un arduo avversario per le nostre gomme, che ho usato all'interno della Q1, della Q2 e della Q3 in maniera davvero molto esaustiva. Infatti io direi di impostare la nostra sosta al 4º giro, perché ho usato nella Q3 i pneumatici che ho usato appunto anche nella Q1, quindi li ho ridotti al 71% dell'integrità, e per essere quindi molto preparato per la Q3 ho utilizzato questa tipologia di gomme che mi ha permesso quindi di ottenere l'8º posto. Però visto che ci ritroviamo al 71% di integrità e con un asfalto davvero molto bollente, dobbiamo necessariamente impostare la sosta al 4º giro, in modo tale da stare tranquilli per i prossimi 15 giri. Bene, allora per quanto riguarda la strategia del carburante, visto che ancora non so come è stato regolato da Formula 1 2013 il consumo di carburante, ci baseremo per adesso sulla strategia prudente, magari più avanti cambieremo in aggressiva o addirittura standard. L'assetto è molto simile a quello della prima volta in cui vi ho mostrato l'assetto in diretta. Per quanto riguarda gli angoli alettoni e posteriori sono abbastanza elevati per affrontare le grandi curve del secondo e primo settore a una velocità davvero emozionante, che raggiunge circa 303 km/h, quella massima. Per quanto riguarda la frenata, ovviamente una pressione molto elevata accompagnata da un bilanciamento posteriore abbastanza elevato per ottenere un sovrasterzo davvero incessante. Per quanto riguarda il bilanciamento mi sono basato molto sull'aderenza in curva e meno sulla reattività, perché ovviamente voglio più stabilità, essendo quindi il gioco abbastanza nuovo, voglio ancora capire l'autovettura come risponde ai comandi, nonostante sono riuscito a trascorrere circa un'ora in prove libere con la mia autovettura per testare ovviamente tutte le particolarità. Per quanto riguarda le sospensioni, un'altezza dal suolo anteriore e posteriore in meno rispetto ovviamente alle prime impostazioni, perché ovviamente voglio avere anche una leggera trazione in più, e soprattutto le molle anteriori e posteriori sono state regolate di conseguenza per avere ovviamente questi risultati. Per quanto riguarda il cambio, ho seguito il vostro consiglio e un po' sto utilizzando delle marce corte rispetto a quelle che avevo impostato in precedenza, in modo tale da sfruttare tutta l'intera potenza del motore alternata a un'ottima accelerazione. Il motore utilizza una testata numero 1 che eroga 96% di potenza, perché come vi ho detto appunto l'ho spremuta abbastanza nelle prove libere, però ovviamente farà il suo dovere. Per quanto riguarda l'allineamento, tutto è rimasto invariato per ottenere ovviamente grande stabilità in curva alternata a un'ottima velocità massima, quindi potremmo essere competitivi. Questo assetto mi ha consentito di guadagnare l'8º posto, quindi ve lo posso consigliare magari per una vostra gara, una prossima prova che andrete a fare. Scendiamo in pista finalmente nelle fauci del Leone in compagnia alla nostra cara e amata Williams, quindi vi ricordo ragazzi, i pneumatici sono non al completo dell'integrità, quindi reggeranno credo almeno 5 giri, però per essere sicuri impostiamo la sosta al 4º giro. Bene, andiamo, mamma mia, guanti Oris anche di marca, e finalmente nuovamente in pista in compagnia ovviamente dei nostri cari piloti e soprattutto del grande sostegno del pubblico australiano che è arrivato quest'oggi per seguire non solo le altre autovetture bensì la Williams stessa. Eccoci qui. Questa è la tua prima gara, concentrati, cerca di non commettere errori e vedrai che andrà tutto bene. Grazie amico mio, eccoci al 4º semaforo ed ecco che inizia il Gran Premio dell'Australia. Albert Park, Grosjean, Räikkönen sfrecciano davanti a noi. Attenzione, vediamo un po' con un po' di KERS quello che riusciamo a combinare. La Williams sfreccia e le due gemelle, attenzione, Paul Di Resta e Sutil eccoli appunto, cercano di intromettersi alla nostra sinistra. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, anche Mark Webber davanti a noi con un po' di KERS, vediamo se riusciamo a recuperarli. Il duo delle Ferrari appunto si ritrova proprio vicino a noi, vediamo quello che riusciamo a combinare nel primo settore. Grande frenata, un sorpasso all'esterno nei riguardi di Fernando Alonso e si vola al 3º posto per quanto riguarda la Williams. Grande partenza, Vettel si ritrova al 2º posto, in seguito Van Helgen, Alonso, sicuramente anche Lewis Hamilton 5ª posizione, si arriva nuovamente al 2º settore, vediamo quello che si riesce a combinare, mettiamo un po' di pepe all'interno di questa gara. 4 decimi di secondo su Fernando Alonso che si ritrova dietro di noi, continuiamo ad andare avanti a tutta manetta. Adesso vi farò vedere lo schema delle nostre gomme per tenervi aggiornati sui dati di gara e si continua ad andare avanti
di Van Helgen. Terzo posto nella sezione tropicale, date un'occhiata alle palme che ci sono alla nostra destra. Vediamo di continuare, secondo settore del primo giro. Fernando Alonso ancora come un mastino inferocito dietro di noi, tenta un sorpasso, un eventuale errore della Williams, ma ovviamente sta appunto torchiando un muro di mattoni. Infatti si è allontanato così tanto da farci guadagnare un po' di calma per i prossimi giri. Attenzione, una bella boccata di ossigeno, grande curva, non abbiamo perso neanche trazione. Vediamo di continuare. Attenzione ragazzi, tenete in considerazione i pneumatici, cioè guardate la loro usura nel corso dei 4-5 giri per vedere un po' di testare Formula 1 2013 come ha trattato questo nuovo argomento. Attenzione ancora Fernando Alonso, la Ferrari all'esterno, alla nostra sinistra, grande Fernando Alonso, tenta il sorpasso nei riguardi della Williams che adesso ha la disponibilità di un po' di KERS. Vediamo in frenata quello che riesce a combinare, ma ancora Fernando Alonso tira avanti come un pazzo, mamma mia, ancora dietro di noi addirittura Lewis Hamilton tenta il sorpasso sulla Williams. Non sto utilizzando il carburante al massimo ragazzi per evitare particolari problemi. Attenzione, vediamo se riusciamo a recuperarlo, che abbiamo le gomme abbastanza usurate, soprattutto quella anteriore sinistra. Maledizione, Fernando Alonso il ferrarista, e ovviamente l'esperienza è riuscita a surclassare il novellino. Vediamo se possiamo recuperarlo magari adesso nel terzo giro. Vedrò di utilizzare al massimo le nostre gomme. Ancora Lewis Hamilton anche dietro di noi con la sua Mercedes, tenterà il sorpasso a breve, però dobbiamo cercare di negarglielo. Ancora Fernando Alonso si allontana. Vi ricordo che i nostri pneumatici duri entreranno in gioco tra breve, sicuramente tra circa 3 giri, e quindi non voglio utilizzare il carburante massimo per adesso perché lo voglio risparmiare quando saremo ovviamente limitati dalle nostre gomme dure. Ancora si continua nel terzo settore, si va un attimo sullo sporco, si perde un attimo di aderenza. Ancora Lewis Hamilton tenta di approfittarne, un sorpasso all'esterno nei riguardi della Williams. Vediamo quello che si riesce a fare, la lotta tra i due, e Lewis Hamilton passa sullo sporco, mamma mia. Attenzione, anche Grosjean si ritrova davanti a noi, vediamo se riusciamo a beccarlo. Grosjean ancora, vediamo se possiamo magari superarlo all'interno della prima curva, non voglio toccarlo. Vediamo se possiamo andare 1 contro Grosjean. Attenzione, la Williams tenta di passarlo, vediamo se possiamo utilizzare la mobile posteriore, il nostro DRS. Ancora non è possibile farlo, vediamo se possiamo tirare ancora in avanti. Adesso nel secondo giro appunto è stato utilizzato, perfetto. Sarà disponibile in questo giro. Vediamo se possiamo andare in avanti. Ancora la Williams, piccolo taglio curva, però si continua nei riguardi di Grosjean, ancora tutta manetta. Vediamo se possiamo per adesso utilizzare la nostra miscela elevata per recuperare il nostro pilota francese. Attenzione, siamo molto vicini, vediamo un po' se ce la possiamo fare. Ancora tira come un treno Grosjean davanti a noi al quarto posto. Vediamo se possiamo continuare da questa parte, andiamo a tutta manetta. Vediamo da questa parte, un po' di miscela elevata non fa male a nessuno. Vediamo se possiamo recuperare il nostro pilota francese della Lotus. Andiamo a tutta forza. Qui c'è la Williams in questione. Il nostro ingegnere ha detto qualcosa, perfetto, sembrava appunto un po' su di giri. Comunque ancora si continua nel secondo settore, nella sezione appunto maledizione, altro taglio curva. Dobbiamo stare un pochino più concentrati, un po' più di calma. Siamo partiti con un po' troppo di adrenalina. Sesto posto. Attenzione, ancora l'ingegnere, cioè inizia a parlare l'ingegnere e poi si ferma, cioè mi fa arrabbiare. Vediamo di continuare, attenzione, vediamo un po', siamo riusciti a recuperare di circa un secondo. Vedete adesso che si attiva il carburante massimo, come si inizia a ragionare. Però vi ricordo che i nostri pneumatici sono molto usurati, quindi sicuramente dobbiamo stare attenti adesso nel corso dell'altro giro. Ancora si continua in avanti, mamma mia, vediamo quello che si riesce a combinare in questa prima fase qui ad Albert Park. Vediamo se possiamo ottenere il secondo sul nostro pilota francese, un po' di sovrasterzo per controbilanciare la nostra aderenza. Le gomme sono molto consumate, fai attenzione in uscita di curva, potresti avere problemi di trazione. Attenzione, ci affermano che i nostri pneumatici così usurati possono creare dei problemi al nostro caro pilota, quindi cerchiamo di stare attenti e di controllare la nostra autovettura. Quindi per adesso ragazzi, difensivi su questa nostra quinta posizione, evitiamo di farci superare, anzi cerchiamo di tenere il vantaggio su Sutil, visto che ci dovremo fermare adesso appunto al quarto giro. Attenzione, qui addirittura una piccola sgommata, ecco si perde addirittura, mamma mia quanto è difficile guidare in queste condizioni. Vediamo di continuare, abbiamo ancora un bel po' di energia cinetica nel nostro serbatoio. Vediamo di continuare in avanti, ancora sesto posto Sutil. Vediamo un po' adesso se possiamo andare con calma. Mamma mia, un secondo su Sutil, metticela tutta, non farti raggiungere. no amico mio, cercherò di essere più esaustivo possibile, però si sta avvicinando. Abbiamo il pneumatico anteriore sinistro che è proprio ridotto all'osso. Vi assicuro ragazzi, è davvero impossibile guidare con queste gomme, dobbiamo cambiarle, voglio proprio delle gomme fresche di frigorifero. Attenzione ancora Sutil, eccolo dietro di noi, probabilmente tenterà il sorpasso. Vediamo se possiamo utilizzare un bel po' di DR, un bel po' di KERS in questa fase. Attenzione,
vediamo, meno male che abbiamo la sosta appena adesso proprio in lista della spesa. E ancora dietro di noi Sutil a circa 3 decimi, ha recuperato tantissimo, si vede che le gomme sono molto usurate, non riusciamo neanche a tenere più il passo gara, vediamo di cambiarle immediatamente. Attenzione, si ha un attimo quasi sullo sporco, cerchiamo di andare più piano possibile per evitare particolari testa coda, abbiamo un bel po' di energia cinetica ancora conservata. Attenzione, mamma mia, attenzione, si perde trazione, ecco potete vedere le gomme come slittano non avendo appunto più terreno dove battere. Si entra direttamente ai box all'8º posto, siamo stati un pochino sfortunati, però cercheremo di riprenderci. Nelle qualifiche dovrò cercare di gestire meglio questi dannati pneumatici, magari cercherò di giostrarli nella maniera migliore. Attenzione, si arriva direttamente, i nostri meccanici, eccoli, cambiano immediatamente le gomme a una velocità della luce, forza Cricchetto, grande, 3 secondi, benissimo, cerchiamo di continuare. Siamo Kilton, sta appena adesso per passare, anche Bianchi, Van Helgen è quello che esce, siamo entrati un giro prima degli altri, adesso dobbiamo recuperare, carburante massimo, concentrazione alle stelle ragazzi, si esce, vediamo un po', eccoci arrivati, vediamo un po'. Pneumatici molto congelati, appena adesso tirati fuori dal nostro congelatore principale, però ancora carburante ottimale. Attenzione, carburante, pericolo del carburante, quindi sicuramente dobbiamo limitare la nostra scorta nel nostro grande pancione. Il pilota che ti precede non ha guadagnato terreno nei tuoi confronti. Ottimo lavoro, siamo molto contenti. Grazie amico mio, ragazzi, cercate di capire voi cosa mi ha detto l'ingegnere, però non sono riuscito a capire. Comunque Felipe Massa 21esimo posto, avrà avuto dei problemi anche lui e sicuramente il tasso dei danni, dei rischi è aumentato all'interno di questo Formula 1 2013, come avete appena ben potuto vedere. Vediamo di continuare, ancora si continua nella prima fase, abbiamo diminuito la miscela di carburante all'interno del nostro motore, si cerca di andare avanti nei riguardi di Pic che è al 19esimo posto. Mi sembra che Pic come dire, non ha effettuato ancora soste, quindi possiamo recuperare. Attenzione, ancora si avvicina, ecco, con le gomme dure adesso è tutta un'altra storia, un altro paio di maniche, si riesce ad andare in avanti alla grande, proprio non abbiamo avuto problemi di grip e quindi cerchiamo di affrontare il nostro Gran Premio a Melbourne nelle migliori condizioni possibili. Attenzione, se adesso ci avviciniamo nella fase un pochino più calda del nostro circuito, all'uscita del muretto dei box, attenzione, vediamo se quello che riusciamo a combinare, siamo andati un attimino sullo sporco, vediamo se possiamo continuare con la nostra miscela elevata in questa prima fase. I piloti cambiano le gomme, eccoli che escono, Maldonado appunto alla nostra destra, stanno per uscire tutti a tutta manetta, a tutta forza ragazzo mio, alza la vela, avanti, ce l'abbiamo fatta, mamma mia, non sono riuscito a notare però che abbiamo sorpassato, vediamo un po', diamo un'occhiata per benino. Allora 14esimo posto, forse ancora 12esimo posto, perfetto. Kilton 11esima posizione, sicuramente si dovrà fermare, cerchiamo di recuperare parecchio con questo nostro carburante che abbiamo ancora disponibile. Si va all'inseguimento del nostro Kilton. I Ferrari sono pronti per un pit stop, dovrebbe trattarsi di Massa, è atteso ai box tra pochi giri. E Felipe Massa è atteso ai box, io per guardare appunto Kilton stavo per arrivare dall'altra parte degli spettatori e quindi vediamo di continuare in completa tranquillità. Il carburante qua deve essere gestito proprio in maniera concreta, attenzione, i pneumatici, eccoli qui, perfetto, siamo quasi a metà gara ragazzi, vediamo di continuare, completa attenzione, Kilton davanti a noi, eccolo qua, vediamo un po', cerca di andare sempre a tutta manetta in avanti. Tanto Felipe Massa adesso dovrà entrare ai box, avrà ancora pneumatici morbidi, mi sembra che Felipe Massa non si è neanche qualificato nella Q3, quindi è partito con dei pneumatici morbidi completi della loro integrità. Alle tue spalle di un solo secondo, fai attenzione. No, no, tranquillo amico mio, tanto adesso deve andare a farsi un giro ai box, deve prendersi un bel caffè e sicuramente non avremo problemi. Attenzione, ancora si continua in avanti, il nostro Felipe Massa dietro di noi, vediamo se possiamo recuperare, attenzione, eccolo, sicuramente dovrà entrare immediatamente adesso ai box, calma, attenzione, Kilton entra anch'esso ai box, vediamo quello che riesce a fare. Stanno uscendo anche altri piloti a tutta forza, mamma mia, dai amico mio, alziamo la vela nel nostro pennone. Mia, dai che ce la facciamo, abbiamo un duetto qua davanti a noi. Oddio mio, Perez davanti a noi, vediamo se possiamo recuperarlo a tutta forza, abbiamo un bel po' di KERS disponibile, vediamo se possiamo beccarlo in frenata. 6º posto, mamma mia, oddio. Oh mamma mia, abbiamo lasciato a terra i copertoni ragazzi di quanto ho frenato. Cioè il tasto del joystick l'ho distrutto, proprio mi sarà venuto come dire un'emorragia nel dito di quanto ho premuto forte. Attenzione, ancora 6º posto, strategia della Williams abbastanza intuitiva e molto interessante. Si continua nei riguardi di Perez che ricopre la 5ª posizione. Non voglio essere troppo come dire azzardato a sfruttare il carburante al massimo, quindi cerchiamo di stare attenti per questi primi giri. E la curva che mi frega ragazzi nel terzo settore, quella lì
non so se l'avete notata, dove perdo sempre aderenza. Eccoci ragazzi, scusate, ho avuto un attimino di tosse, quindi vediamo di continuare sulla nostra via principale. Andiamo a tutta manetta sempre nei riguardi del nostro caro, vediamo un po' Perez davanti a noi, eccolo, mi sono un attimo ingarbugliato con la gola ragazzi, adesso ci siamo ripresi, ci siamo nuovamente preparati per l'acciuffamento del nostro caro amico. Questa è la curva che vi dicevo, stavolta affrontata alla perfezione, proprio al bacio. Vediamo se possiamo continuare in completa attenzione. Ancora Van Helgen nei riguardi di Perez, forse siamo nel secondo, attenzione, grande, vediamo se possiamo recuperarlo. Mamma mia, vediamo se possiamo attivare la mobile posteriore. Non siamo nel secondo, maledizione, ed ecco che sicuramente fuggirà, e dietro di noi si avvicina Felipe Massa al settimo posto, una grande velocità massima, abbiamo recuperato davvero parecchio, ma eccolo che si avvicina. Ci siamo come dire andati vicino al sorpasso anche del pilota davanti a noi, però sicuramente dobbiamo stare attenti a utilizzare il nostro prossimo KERS nelle prossime curve. Attenzione, ancora si segue a grande velocità il nostro caro pilota davanti a noi, abbiamo ancora un bel po' di KERS da utilizzare, lo vediamo ancora davanti a noi, quindi sicuramente possiamo tentare il sorpasso. Si continua ad andare avanti, attenzione ancora Van Helgen nei riguardi del pilota avversario, però ancora Felipe Massa anche dietro di noi. Vedete ragazzi, a questa difficoltà è anche più emozionante guidare, perché abbiamo qualcuno davanti, qualcuno di dietro, non siamo agli ultimi posti, e così è davvero anche molto più interessante guidare, perché ovviamente io non sono infallibile, ovviamente anche qualche curva la sbaglio, perché non è che ho la massima concentrazione, e ovviamente con questa difficoltà alterniamo un po' tutte e due, quindi possiamo anche combattere in un campionato abbastanza competitivo. Quindi ancora si continua, Felipe Massa dietro di noi, tenta appunto di scrutare un particolare punto debole, questo dannato paletto, lo distruggo ogni volta, e ogni volta esce un giardiniere che lo pianta lì proprio per darci fastidio. Mi sembra di aver sentito che qualcuno ha utilizzato un assetto standard, forse, o addirittura carburante standard, probabilmente il nostro pilota appunto nelle nostre retrovie, quindi attenzione, vediamo se possiamo andare nuovamente nel secondo disponibile. Si cerca di andare avanti ancora nei riguardi di Perez, che corre davvero come un dannato. Una sosta nei prossimi 5 giri, ripeto 5 giri. 5 giri, qualcuno farà una sosta tra 5 giri, maledizione. Ma devo introdurre i sottotitoli dall'ingegnere ragazzi, perché proprio non riesco a capire che cosa ha intenzione di dirmi. Attenzione ancora, continuiamo in avanti, questa volta la curva si affronta nella maniera migliore, grande la Williams quest'oggi, i pneumatici abbastanza usurati, cerchiamo di tenerli abbastanza tranquilli per i prossimi giri, ecco perché proprio non sto sforzando la nostra autovettura al massimo ragazzi. Questa è appunto la prima gara, devo vedere un po', testare come l'usura dei pneumatici, l'usura del carburante, e addirittura il consumo del carburante, e come appunto la macchina si regola nel corso della gara, quindi cerchiamo di stare attenti e di non consumare troppo le gomme, perché ho visto che anche una frenata di troppo può distruggere i nostri pneumatici. Quindi e il nostro caro Felipe Massa è ancora a un secondo di distanza, non lo riusciamo a far avvicinare, quindi siamo sempre in completa attenzione. Ho paura ragazzi dei pneumatici che si usurano di nuovo in quelle condizioni, appunto come è successo al quarto giro, perché avete visto proprio come perdevo aderenza, proprio neanche potevo uscire dalla curva che finivo dall'altra parte della montagna, quindi sicuramente è una cosa da tenere sotto controllo. Attenzione, ancora si va in avanti nel terzo settore, questa volta affrontato un po' più lento, però meglio così ragazzi, evitiamo di sforzare troppo le nostre gomme, anzi io direi adesso al 10° giro di impostare addirittura il carburante su basso, in modo tale da non sfruttare troppo la nostra riserva. Quindi vediamo di scendere immediatamente a questa nostra opzione, perché davvero qui adesso si deve pensare anche queste come dire, queste particolari attività per evitare di finire fuori pista negli ultimi giri. Però adesso mi conterrò davvero molto nelle qualifiche, quindi cercherò di stare un pochino più attento. Allora abbiamo un secondo di vantaggio sul nostro Felipe Massa, vediamo se possiamo aumentare il suo vantaggio in modo tale da essere, anzi 3 decimi, ma è molto più vicino. A ogni giro. E maledizione, stavo guardando come dire il nostro tempo in alto e ho perso un altro po' di aderenza, quindi vediamo di essere più concentrati. Allora utilizziamo questa nostra strategia del carburante più lenta, in modo tale da recuperare qualche giro per i nostri pneumatici, quindi non sforzare troppo la nostra autovettura anche in rettilineo a grandi velocità. Attenzione, ancora si continua nel primo settore, ho davvero paura per le gomme, vi lascio addirittura la nostra sezione principale, dai che ce la facciamo, non vorrei fare un'altra sosta, il 6° posto mi va più che bene. Cercate di reggere amici miei, i nostri 4 pneumatici devono continuare a stare tranquilli. Il pneumatico più sollecitato, non so se lo vedete ragazzi, è quello anteriore sinistro, perché viene davvero sfruttato nel terzo settore in una maniera che neanche immaginate. Attenzione, eccoci nuovamente qui, vediamo se possiamo utilizzare un bel po' di KERS per dare un po' di ossigeno al nostro grande pilota. Eccoci, ci siamo riusciti a distaccare un pochino nei riguardi di Felipe Massa che ricopre. Oh, abbiamo cambiato la postazione, maledizione. Oh no, abbiamo cambiato la nostra opzione principale, dobbiamo ritornare come eravamo. Eccoci arrivati, scusate ragazzi per l'interruzione, però dovevo proprio capire come funzionava appunto
appunto il nostro tasto per cambiare la telecamera, siamo riusciti a cambiarla immediatamente adesso. Intanto notiamo il sorpasso di Sutil nei riguardi di Felipe Massa, quindi attenzione, Sutil dietro di noi, settimo posto, vediamo se riesce a sorpassarci in un bel po' di KERS. Eccolo qua, nuovamente dietro la nostra posizione, 11° giro, la nostra agonia sta per finire ragazzi, non dobbiamo controllare più i pneumatici tra 4 giri, forza che ci riusciamo ancora. Felipe Massa lotta fino all'ultimo centimetro di pneumatico, il battistrada sta per terminare, quindi cerchiamo di stare attenti, forza amico mio che ce la facciamo, cerchiamo di farli reggere altri 4 giri, stiamo rallentando il passo gara davvero di molto, ma io non voglio consumare il tutto, vediamo di andare in avanti. La vettura dietro di te ha il motore impostato sulla potenza standard. Perfetto, sicuramente anche Felipe Massa non vorrà, oh mio Dio, non vorrà rischiare nulla, quindi cerchiamo di stare attenti, concentriamoci, recuperiamo la concentrazione che l'abbiamo persa in questo attimo di cambio visuale. Ancora si continua, Felipe Massa a 4 decimi di secondo da noi, abbiamo effettuato un giro abbastanza veloce, 1.29.450. Una volta Felipe Massa riesce a completare il sorpasso nei riguardi di Van Helgen, che adesso cercherà di recuperare. Attenzione, vediamo adesso se possiamo impostare nuovamente la nostra miscela normale, ha effettuato un ottimo sorpasso nei nostri riguardi, mamma mia Felipe Massa, vediamo se possiamo recuperare il tutto. Maledizione, è riuscita a ottenere grande vantaggio su noi stessi, vediamo se possiamo fare qualcosa magari nei prossimi giri. È grande prestazione. È probabile che la macchina davanti a te stia conservando il carburante per la fine della corsa. Maledizione, ah eccolo, Felipe Massa entra direttamente ai box, non ho capito che cosa gli sia successo, probabilmente ha combinato qualcosa nel nostro sorpasso, forse ha toccato il nostro alettone posteriore e quindi sarà successo qualcosa di strano, quindi cerchiamo di stare attenti. Attenzione, ma potete vedere Felipe Massa è riuscito a raggiungerci appunto per il nostro carburante impostato sul basso, però adesso vediamo di rimanere sul normale, anche se vedo sempre il pneumatico anteriore sinistro sempre più usurato e questo ovviamente non è un bene. Maledizione, vediamo di continuare ancora in avanti. Attenzione che abbiamo adesso Paul Di Resta. Attenzione, il nostro ingegnere probabilmente non ha detto nulla, però strano ragazzi che Felipe Massa si è fermato una seconda volta, cioè nel momento in cui ci ha sorpassato la nostra sinistra proprio immediatamente è successo qualcosa di strano, forse ci ha toccato e quindi avrà danneggiato il suo alettone, o forse non lo so, avrà avuto qualche problema con le gomme, però come potete ben vedere adesso che siamo riusciti ad aumentare il nostro regime con il carburante più elevato, siamo riusciti a guadagnare circa 4 decimi. Intanto un pochino di aderenza si perde per questi dannati pneumatici che non reggono, ed ecco che Sutil, anzi Paul Di Resta dietro di noi, tenta il sorpasso nel secondo settore nella regione tropicale, è costretto nuovamente a rientrare. Sfioriamo, attenzione, il piccolo paletto, mamma mia ragazzi, ancora ci sono 3 giri da affrontare, non siamo al... sento tremare il joystick, probabilmente abbiamo perso un pezzo di copertone, oh mio Dio, attenzione qua ragazzi, un bel po' di strategia difensiva dobbiamo utilizzare, mamma mia, attenzione, oh mio Dio, nell'ultima fase del circuito, attenzione, non sprechiamo troppo il nostro pneumatico. Perfetto, 12° giro, mancano 3 giri alla fine, il nostro Felipe Massa sarà già uscito, però sento che già l'autovettura sta iniziando a fuggirmi di mano. Mancano ancora 3 giri ragazzi, 3 giri al termine, siamo riusciti a recuperare 7 decimi, ancora Paul Di Resta dietro di noi e non riesce a far nulla nuovamente. Però ragazzi qua davvero manca poco che ci sorpassa l'intera troupe, perché davvero manca poco che perdo completamente il controllo della nostra macchina. Attenzione, scusate ragazzi per le interruzioni che avete avuto durante questa prima gara, però a causa appunto dei comandi stessi non sono riuscito a mantenere al massimo la nostra gara, quindi mi sa che il tasto della telecamera lo devo spostare un po' più lontano dai tasti dell'acceleratore, perché altrimenti ci ritroviamo sempre a cambiare visuale. Comunque si continua ancora, Van Helgen 6° posto, 14 secondi di ritardo a causa quindi dei diversi errori dovuti anche ai pneumatici nei riguardi del pilota appunto che abbiamo davanti. Attenzione, infatti adesso non si riesce più a essere competitivi, si perde ancora aderenza e Paul Di Resta di noi tenta il sorpasso, cerca addirittura come dire il sorpasso all'esterno alla nostra destra, vediamo quello che riesce a combinare il pilota appunto dietro di noi, ma è costretto nuovamente a rimanere dietro a circa 1 decimo. Vediamo di rallentare ancora, finiamo un attimo sullo sporco, però ancora dietro di noi riusciamo a distanziarlo in questa fase. 2 giri ragazzi alla fine, pneumatico anteriore sinistro molto usurato, quasi ridotto a essere forato, quindi attenzione. Hanno raggiunto la temperatura ideale. Adesso le gomme hanno raggiunto la temperatura ideale dopo essere state affalciate durante questi primi giri. Attenzione, ancora si continua nell'ultimo settore, mamma mia, vediamo un po' anche i pneumatici posteriori, però finché i pneumatici posteriori ragazzi reggono non abbiamo problemi all'uscita delle curve. Vediamo di continuare, abbiamo rallentato di circa 1 secondo, abbiamo 2 giri da affrontare, ancora abbiamo circa 30 curve da realizzare, affrontiamole una per volta e con completa calma, dobbiamo cercare di mantenere la 6ª posizione. Ancora Paul Di Resta, che gara ragazzi, che gara, i tifosi continuano ad applaudire
la Williams di Sir Frank Williams, però mi sa che dobbiamo stare un po' attenti. Mamma mia, lotta proprio all'ultimo pneumatico. Attenzione, alla grande, ha stabilito il miglior tempo della gara. è il grande Felipe Massa, nonostante tutto è riuscito a ottenere un ottimo tempo. Mi dispiace che è entrato appunto ai box, proprio non sono riuscito a capire perché ha effettuato questa sua mossa, probabilmente un problema tecnico. Cerchiamo di risparmiare il nostro Kerz per il secondo settore, quasi all'ultimo giro, i pneumatici continuano a diventare sempre più rosso fuoco, maledizione. Continuiamo a spingere, amico mio, però qua mi sa che siamo un po' sfortunati. Ancora Paul Di Resta al sesto posto, ci troviamo al quinto posto, sarà successo qualcosa. Attenzione, ed ecco quello che cerca di combinare Paul Di Resta dietro di noi, probabilmente tenta un sorpasso nuovamente nella sezione tropicale dove ci sono le scimmie appese in questi alberi. Attenzione alle noci di cocco, meno male che abbiamo il casco color noce che continua a brillare a questo fantastico cielo di mezz'estate qui a Melbourne. Ancora Paul Di Resta con un mastino inferocito attaccato alle chiappe, tenta il sorpasso, ma queste brusche accelerate devo evitarle, maledizione. Vediamo di continuare. Dannazione, si fa un attimo nel cordo in uscita. Ultimo giro qui a Melbourne. Attenzione, ultimo. Ho visto una spia che non mi piace, ragazzi, una spia bruttissima in basso a destra, date un'occhiata in basso a destra, si è acceso una spia orrenda, maledizione, non volevo neanche vederla in questa ultima fase. Attenzione, continua dietro di noi, Lewis Hamilton spunta davvero come un fungo dietro di noi, tenta il sorpasso, no, dobbiamo continuare, lottiamo sia con i pneumatici che con il carburante e anche col sudore che ci gronda dalla fronte. Ancora Lewis Hamilton, l'inglese dietro di noi, tenta, attenzione, il sorpasso, è costretto nuovamente a rientrare. Mamma mia, l'autovettura come dire è abbastanza calda, vediamo un po' le gomme. Oddio, dobbiamo reggere, ragazzi, dobbiamo reggere, non importa quello che accadrà, ma dobbiamo reggere per quest'ultimo giro. Facciamolo per la nostra Williams. Avanti, 15° giro, ultimo giro di questa fantastica gara. Michele abbassa, evitiamo di finire col carro attrezzi al traguardo. Avanti, continuiamo ad andare avanti. Kerz ancora in tasca. Nico Rosberg vince la gara, credevo che l'avesse vinta Vettel, ma ancora continua la gara, qui dietro è ancora accesa. Lewis Hamilton dietro di noi tenta il sorpasso nei riguardi della Williams, vediamo un po' quello che riesce a fare. Ancora sul cordolo, il pneumatico posteriore destro completamente consumato. Lewis Hamilton ha detto il sorpasso, l'inglese seguito anche da una grande schiera di piloti di dietro. Ancora un bel po' di Kerz, non riescono a far niente. La Williams cerca di tenere la sesta posizione in questa fantastica gara partendo dall'8° posto. Attenzione, ancora Button, si alternano come dire i due inglesi sempre dietro di noi, bandiere gialle, ci sarà stato un incidente ma ancora si continua nell'ultimo giro. Gara emozionantissima, attenzione, vado pianissimo, ragazzi, non accelero neanche più del dovuto. Attenzione, ancora attenzione in questa prima fase, cerchiamo di stare attenti, blocchiamo Jenson Button dietro di noi. Giriamo con calma, acceleriamo con calma, perfetto, attenzione, giriamo con calma senza effettuare movimenti bruschi. Attenzione, ancora Jenson Button lotta all'ultimo secondo, si cerca di effettuare il sorpasso, attenzione, 1 contro 1, gomma contro gomma, non riesce, si vince un titolo simbolico per così dire, 5° posto. Maldonado 8ª posizione. Che gara, ragazzi, magnifica. A questa difficoltà lasceremo questa difficoltà, ragazzi, dopo aver testato questa prova. La gara è molto più intensa, molto più ottenuto i tuoi primi punti nel campionato, congratulazioni. grande, amico mio, la gara è piena di come dire, abbiamo più sentimenti, molta più intensità, siamo pieni ovviamente di vigore nel momento in cui corriamo con qualcuno dietro di noi che tenta di acciuffarci il 5° posto o addirittura quando cerchiamo di superarlo. Quindi, ragazzi, una gara davvero maestosa combattuta dalla Williams quest'oggi. Nonostante tutto abbiamo capito adesso che i pneumatici sono importantissimi. Io credo che rispetto a Formula 1 2012 il degrado del carburante è aumentato davvero in maniera consistente e ovviamente il consumo di carburante è davvero aumentato in maniera spaventosa e credo che sia anche meglio così, perché vi ricordate che in Formula 1 2012 hai raggiunto la 5ª posizione nel campionato piloti. Bene. Vi ricordate che rimanevamo sempre con del carburante in eccesso in Formula 1 2012, tipo 3-4 giri in più che potevamo fare, così davvero è molto più contenuta, e questa è una cosa che mi piace. Il fatto dei pneumatici è davvero molto più interessante, però è realistico, direi, ma ovviamente è molto più difficile da controllare. Si va adesso ai box per festeggiare con un po' di champagne, eccolo qui, stretta di mano, grande amico mio, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Attenzione, eccolo qui, probabilmente i nostri cari meccanici si congratulano con la sua grande perspicacia, soprattutto con la sua aggressività. Sicuramente adesso vedremo un po' quello che riusciremo a combinare nelle prossime gare, però intanto voglio vedere adesso quello che combineremo nel momento in cui arriveremo a casa. Bene, allora vediamo un po' le notizie. La Mercedes conquista la prima vittoria, attenzione, seguita da Vettel, Ferrari e ovviamente anche il nostro probabilmente Lewis Hamilton nella nostra copertina finale. Bene, per quanto riguarda la nostra esperienza, abbiamo ottenuto abbastanza esperienza per i prossimi turni, e per quanto riguarda le mail, allora volevo darti qualche informazione
attenzione sul lavoro svolto dal team nel campo della ricerca. Allora, nel corso della stagione i meccanici ti chiederanno di eseguire dei test per migliorare, questo ovviamente lo sappiamo. A Sepang ci sarà una gara sul nuvoloso, quindi può essere anche realizzata nella maniera migliore. Bene, ovviamente questa prima gara ragazzi è terminata, abbiamo visto che la Mercedes ha conquistato la prima vittoria, ci ritroviamo al quinto posto. In Malesia ci sarà una gara completamente diversa, non consumerò le gomme all'interno delle qualifiche in questo modo così drastico, cercherò di risparmiarle, cercheremo quindi di essere più competitivi possibili come appunto l'abbiamo fatto in questa gara. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere le vostre opinioni a riguardo di questo Formula 1 2013, la vostra opinione sui pneumatici, sul carburante, sulla mia prestazione che come dire non è stata molto adatta, a volte abbiamo un po' sbavato nelle curve, abbiamo anche creato problemi a diversi piloti, addirittura li abbiamo quasi condotti alla difesa, però ce la siamo cavata abbastanza bene come prima gara in questo Formula 1 2013 a mio parere. Fatemi sapere il vostro all'interno di questo gameplay, quindi ci becchiamo ragazzi in Malesia e nei prossimi giorni per tutti coloro che me lo domandano arriveranno dei nuovi gameplay sia di Grand Theft Auto 5, perdiamo un attimo 2 minutini per chiarire queste particolari tematiche, GTA 5 come appunto vi ho detto, ho cercato di giocarlo un po' anche in single player GTA 5 per andare avanti nella storia, per sbloccare nuove attività che potrò farvi vedere più avanti in modo tale da rendere il gameplay molto più completo. Quindi nella prossima settimana, quindi tra un 3-4 giorni arriveranno gameplay di GTA 5 accompagnati anche dalla campagna Rome 2 Total War, quindi sicuramente non è terminata. Scusate ragazzi per questi ultimi giorni all'interno dei quali non ho potuto caricare alcun gameplay, però ho avuto diversi problemini non solo di connessione ma anche ovviamente dovuti a diversi impegni, quindi continuate come dire a lasciare i vostri commenti in modo tale che posso sapere la vostra opinione. Ci becchiamo ragazzi in Malesia tra qualche settimana. Ciao a tutti ragazzi.